Vittoria Faro si esibirà domani sabato al Tempio di Giunone con una nuova opera tratta da un romanzo di Pirandello, ma ne parliamo direttamente con lei. Allora, sì, domani sera alle ore 21 saremo alla Valle dei Templi con un testo molto particolare di Pirandello, un atto unico, molto stretto, conciso ma molto forte, che si chiama Sogno ma forse no. È un testo che è stato scritto nel 1928 tra il 28 e il 29 ed è stato rappresentato soltanto nel 31 a Genova ed è un testo molto particolare perché è uno di quei testi di Pirandello che affronta la tematica del sogno. Con la differenza che però in questa commedia, che ha una durata all'incirca di 45-50 minuti di rappresentazione, si affronta la tematica del sogno e della realtà intersecando i due piani, quindi non si capisce realmente quale sia il momento della realtà e quale del sogno. Ecco perché sogno ma forse no. L'allestimento scenico è molto particolare perché abbiamo deciso da un punto di vista registico di affrontare il testo sulla chiave dell'espressionismo tedesco, quindi è tutto in bianco e nero, costruito su una partitura musicale e si avrà quasi l'impressione di vivere all'interno di un film muto, appunto come era all'epoca, no? E i miei compagni di viaggio sono Ivan Giambirtone, che è già stato qui ad Agrigento con lo spettacolo Tenerezze, che quindi ritorna trionfante ad Agrigento con questo nuovo progetto. Con molto piacere, sottolineo, perché Agrigento mi ha dato grandi soddisfazioni artistiche, anche d'affetto da parte delle persone del luogo. E quindi insomma saremo felici di vederlo in una chiave molto grottesca e quasi horror, perché è uno spettacolo che ha delle chiavi appunto grottesche, divertenti, esilaranti, ma che vanno sulle sfumature del noir, e lui interpreta il ruolo dell'uomo in frac. Vuoi dire qualcosa a tal proposito? No, sì, tu hai detto che i due piani si mischiano, del sogno e della realtà. Io penso che questo testo di Pirandello sia anche un testo che parla del nostro subconscio, delle nostre paure che poi possono materializzarsi nella vita. Esattamente, l'altra compagna è Elisabetta Ventura, lei diciamo è una nuova compagna di viaggio ma preziosissima, perché è un'attrice e danzatrice soprattutto di tip tap, e in questo spettacolo le vedremo fare un ruolo molto particolare, che è il ruolo di una governante, che Pirandello ci racconta in maniera molto sintetica, sembrerebbe all'apparenza, invece noi abbiamo voluto indagare questa cosa per dare più volume a questo personaggio, e sarà un personaggio molto inquietante. Quindi sentiamo Elisabetta. È stata comunque, ecco, il lavoro di ricerca nella fase di studio, di prova per questo allestimento è stato molto interessante. Appunto Vittoria mi ha dato grande spazio per la fantasia e la creatività per costruire il personaggio, un personaggio che appunto sul testo è veramente una presenza molto silente, chiave di lettura appunto sempre fraintendibile, entrare e uscire, con una comunicazione molto, diciamo, vicina con lo spettatore.